L'abbiamo vista nascere e crescere, l'abbiamo vista raggiungere l'apice del successo, era divenuta meta per intere famiglie, specie la domenica, quando tanti bambini si dondolavano nelle altalene posizionate al centro del meraviglioso parco. Poi era stata lasciata incustodita, erbacce l'avevano avvolta e vandali l'avevano presa di mira sino a distruggerla. Fortunatamente nel tempo è stata ripresa, parliamo della Villa Ambrosini, sita dietro al cimitero di Piana Traversa a Favara. Dallo scorso anno la villa è stata affidata all'associazione Arcobaleno per svolgere iniziative che possano attrarre visitatori, non ultime le iniziative organizzate per il Natale. Tutto ci saremmo aspettati da Antonella Monreale, presidente dell'associazione. La conosciamo, è un vulcano di idee, ma quella della mucca proprio no, questa le ha superate tutte. Da diversi mesi infatti pascola tranquillamente tra le erbacce della villa una bellissima mucca di colore marrone. Si chiama Carolina, sembra essere docile, addirittura se la chiami si avvicina e si lascia accarezzare. Un guardiano mansueto dunque, che con le sue pascolate tiene anche Villa Ambrosini pulita d'erbacce in modo ecologico e soprattutto economico. Carolina intanto proprio non ne vuole sapere di lasciare il posto che ha prediletto fin dalle scorse festività natalizie. Una bella attrattiva, non c'è che dire. Chi l'avrebbe mai detto che un luogo buttato in vacca, come lo era Villa Ambrosini, sarebbe stato migliorato proprio da una vacca? A Favara tutto è possibile.